a tutti amici di Gili Ferro Team, sono Giada Cicuto e io e Mario oggi ci troviamo a Montecchio, ai Castelli di Romeo e Giulietta, per la terza selezione di Miss Un volto per fotomodella. Le partecipanti sono 12, sono tutte ragazze bellissime e ora seguiteci perché andiamo nel backstage per conoscerle. Siamo finalmente nel backstage e abbiamo già raccattato una ragazza che era pronta e quindi la conosciamo. Lei è Marta. Ciao a tutti. Ciao Marta. Io mi chiamo Marta Triglia. Presentati pure, vai. Io mi chiamo Marta Triglia, ho 18 anni, vengo da Mogliano Veneto, frequento il quinto anno, vado all'istituto tecnico Andrea Gritti e che dire, io sono una persona solare, determinata e questo è il mio sesto concorso e... Addirittura già al sesto siamo. Sì, già al sesto Perché voi dovete sapere che io l'ho conosciuta al suo secondo, mi sembra, concorso, giusto? Sì, al secondo Ed era concorso. super agitata quel giorno. È vero, ma io credo che sia anche normale essere agitati i primi concorsi, ecco, anche perché io penso che bisogna sempre migliorare un po' alla volta, senza fretta. Io sono una persona determinata e mi voglio mettere in gioco sempre e mi metto sempre in gareggiata, ecco. Effettivamente si stava parlando anche prima, per fare concorsi, per fare sfilate bisogna avere un certo tipo di carattere, esatto, perché sennò insomma ci si prende dal panico e poi le cose vengono un po' così. Però ti vedo bella carica. Grazie mille. Sì, guarda, sono super tranquilla e voglio divertirmi e anche provare ad avere anch'io, ad arrivare anch'io ad un traguardo, ecco. Ma dai, ce la farei sicuramente. Esatto, perché sei bellissima, c'hai un sorriso che è veramente sono una persona solare io. Si vede. Senti, insomma io ti faccio un grande in bocca. Anzi no, aspetta, prima sai quante uscite fate? Sì, facciamo 4 uscite, 4, come mi hanno detto. E facciamo una in abito elegante, una in costume, una anche con qualche stilista? Con qualche stilista, ok. Sì, e anche con la nostra tuta e anche con la tuta, e anche con gli occhiali che ci danno. Benissimo, insomma. Sì, non vedo l'ora di vederti. Anch'io sono voglio vedere pronta. l'evoluzione che ha fatto Marta in questo periodo, perché insomma averla vista al secondo, ormai siamo al sesto, secondo me sto migliorando sempre tantissimo, quindi non vedo l'ora di vederti. Cresco con voi. È vero. Mi metto in gioco. Hai ragionissimo. Ti faccio un in bocca al lupo gigante. Grazie mille, spero bene. Sì, non perdo mai il sorriso e la voglia di anche perché nell'eventualità non dovessi classificarti, cioè non è una grande perdita, no? Ce ne sono tante di pesi, quindi insomma hai sempre occasione di riprovare nel caso. Esatto, non ti abbattere, anche perché essendo i primi, nel caso non ti dovessi classificare. Ma sì, io te lo auguro tantissimo, per carità, però grazie mille. Insomma, ce la fai prima o poi, ce ne sono talmente tante di occasioni che non ti abbattere. Ecco, voglio no, io non mi abbatto mai. No, io sono sempre coraggiosa e vado sempre avanti con il sorriso. Esatto, è quello che devi fare. E li stendo tutti con il sorriso. Hai ragione, perché quella è l'arma migliore che abbiamo. Esatto. Senti, ci vediamo dopo. Ti lascio andare a finire di prepararti. Grazie. Perché ho visto che qua siete tutte in fermento. Sì. E ti faccio un in bocca al lupo gigantesco. Grazie a mille. Dopo, Marta. A dopo. Grazie. Siamo qui adesso con Chiara. Chiara, vuoi raccontarci qualcosa di te? Certo, ciao a tutti, sono Chiara Cunego, ho 16 anni e vengo da Villafranca di Verona. Nella vita sono una studentessa presso il liceo delle scienze umane e una mia grande passione è proprio la moda. Giochi in casa oggi, mi pare di capire, sì, quasi sì, dai, siamo vicini. Senti, è il tuo primo concorso? No, già fatti diversi. Ne hai già fatti diversi? Sì. Quindi sei agitata o ormai ti sei abituata? Un po' di ansia da palcoscenico sempre, però il sorriso non manca mai. No, assolutamente. Senti, prima la tua collega mi diceva che avete 4 uscite, sì. È giusto?
4 uscite, sì, se non ricordo male, sì. E mi diceva una in costume, una in abito elegante e le altre due? Una casual e una che invece non è di giudizio, è solo ok, per una solo stilista. Per una stilista. Beh, benissimo, insomma. Esatto. Senti, ci vediamo più tardi, vi lasciamo finire di prepararvi. Grazie perché qua mille. siete tutte Un po' agitate. Esatto. E quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie buona mille. fortuna. Grazie. E ci vediamo dopo di là. Certo, grazie mille. Grazie. Ciao. Siamo ora con Ludovica. Ludovica, senti, vuoi raccontarci qualcosa di te? Come ti chiami? Cosa fai nella vita? Raccontaci un po'. Buonasera a tutti, sono Ludovica Geller, ho 16 anni, vengo da Caltrano e nella vita studio grafica. Studi? Grafica. Grafica? Una cosa interessante. Senti, è il tuo primo concorso? Ne hai già fatti altri? No, ho già fatto altri concorsi. Ti sei un po' agitata, hai paura o ormai ti sei abituata a questa cosa? No, sono sempre un po' agitata in realtà. Qual è l'uscita che ti preoccupa di più? E l'uscita in costume. Quella ti mette un po' in soggezione, diciamo. E invece quella che aspetti di più qual è? Vestito con l'elegante. Quella elegante, perché ci si sente sempre principesse. Sì. Beh, sei contenta, no? Sì, un sacco. Dovrebbe cominciare tra qualche ora, ormai insomma state finendo di prepararvi. Tu sei già pronta, no? Sì. Quindi ti tocca solo aspettare. Sì. Così dai l'ansia alla possibilità di aumentare un pochino. Senti, ci vediamo dopo. Ormai ti lascio tornare dalle tue colleghe, così dai una mano anche a loro a finire di prepararsi e ci vediamo dopo. Siamo riusciti a recuperarne un'altra perché qui c'è un gran fermento, sono tutte che si stanno preparando chiaramente, giustamente. E quindi è arrivata finalmente Veronica. Veronica, vuoi raccontarci qualcosina di te? Come ti chiami? Cosa fai nella vita? Certo, sono Veronica, ho 17 anni, vado a scuola, studio presso una scuola alberghiera e niente, mi piace tanto ballare. Ah, balli anche? Mi piace, è un hobby. È un hobby? Vabbè, va bene, va benissimo. Sì. Senti, è il tuo primo concorso? Ne hai Il già mio fatti secondo. altri? No, È il mio un secondo altro. concorso. Sei Sì. un po' agitata? Hai Un po'. paura? Sì, un pochino. Senti, l'ho chiesto anche a una tua collega, qual è l'uscita che ti preoccupa un pochino di più? Quella che ti fa un po' più fifa, un po' più... Quella abito elegante. In abito elegante? Sei la prima da quando io ho cominciato a fare interviste che mi dice che l'uscita che la preoccupa di più è quella in abito elegante. Di solito quella in costume è Sì, quella che teme di sì, più. Assolutamente. Se posso chiederti come mai? Perché mi si vedono molto le forme, ma non del tutto. Ah, ok, quindi tu dici no, Sì. non mi valorizza più Esatto, di tanto. esatto. Ah, ok, è una cosa particolare questa, perché Sì. effettivamente tutte quante sono quelle che l'aspettano di più, è assolutamente l'uscita in abito elegante e la temuta è quella in costume in cui si è un po' più esposte, diciamo, poi alla Sì. fine il costume non è più di tanto. Dove sì, infatti, non ti copre molto. No, Sono quelle. no. Senti, studi l'alberghiero, Sì. all'alberghiero, giusto? E quanto ti manca? 2 anni. 2 anni, 2 anni dai, è per fare quasi fine in finito, quinta. insomma. Sì. E niente, non vediamo l'ora di vederti. Grazie. E ti facciamo in bocca al lupo, una buona fortuna Grazie. grandissima e pazzesca. Siete tutte strabelle, devo dire. Grazie mille. Sei bellissima, c'è un sorriso che è meraviglioso. E niente, dai, ci vediamo dopo. Grazie così mille, ho a dopo. occasione di vederti anche nell'abito che ti fa Sì. tanta paura. Va bene? Sì, a dopo, A grazie. dopo, grazie mille. Siamo con Alessandra. Alessandra, cosa fai nella vita? Faccio la studentessa e studio socio-sanitario. Quanti anni hai? 17, quasi 18. Dai, siamo quasi A novembre, arrivati sì. al grande botto. Esattamente, sì. Senti, è il tuo primo concorso questo? No, da 3 anni. Hai da 3 Ho anni iniziato che nel partecipi. 2018, il 9 giugno. Miseria, ti ricordi anche la data? Sì. Che sei una veterana ormai. Senti, ma sei un po' agitata? Più che altro io non sfilo, faccio da madrina. Perché la scorsa volta sono arrivata prima e quindi stasera faccio la madrina, però sfilo sempre con i vestiti fuori concorso.
Ma è una cosa bellissima, non lo sapevamo. È la prima volta che faccio da madrina, quindi sono un po'... Quindi, allora questo ti porta un po' di agitazione, eh? Sì, un pochino. Senti, quante volte esci? Lo sai già o hai un'uscita all'entrata e una alla fine? Non ho capito. Quante volte uscirai? E di specifico non lo so, penso 2 se Pensi non 2. sbaglio. Ma poi farei parte anche della giuria? Non credo. No, ok. Va benissimo. Allora, hai già adocchiato qualche ragazza che secondo te potrebbe avere la fortuna? Di specifico non saprei, sono tutte belle. Sono tutte bellissime, infatti sì, le abbiamo viste prima. È una cosa decisa abbastanza. Sono tutte belle. Sono tutte belle. Ne conosci qualcuna? Sì, Sì. alcune. Sì. Beh, immagino che tu oggi abbia avuto la possibilità di fare un po' da spalla anche a loro, di consolarle, di rassicurarle, quindi avendolo Fa già parte fatto. del mio futuro lavoro, visto che voglio diventare psicologa, quindi... Ti alleni. Esattamente. Ti alleni un pochino. Benissimo. E allora ci vedremo dopo, sicuramente. E niente, facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze e ci vediamo così dopo durante la sfilata. Ciao. Siamo con Giulia, l'abbiamo rubata al parrucchiere, deve ancora truccarsi, poverina. Senti Giulia, vuoi raccontarci qualcosina di te? Allora, io ho 17 anni, vivo a Borgonuovo, Verona, non so se... Sì? E studio agraria a Buttapietra. Una cosa particolare, non ho mai trovato nessuna ragazza che studiasse agraria. Infatti sono poche. Sono pochissime, Sono molto poche, sì. È che vorrei fare la veterinaria e quindi è la scuola giusta secondo me. Beh, anch'io avevo questa passione da piccolina, io voglio diventare la veterinaria, poi crescendo è un po' cambiata, No, io però fin ti da auguro piccola- di arrivarci perché secondo me è un lavoro meraviglioso. E io faccio arrampicata e anche Addirittura? equitazione, adoro i cavalli, mi piacciono tantissimo. È bellissimo. È il mio secondo concorso. Quindi sei un po' agitata per oggi? Ma un po' sì. Un pochino Ultimamente sì. Un po' sì. L'altro com'è andato? Se posso chiederti a livello emozionale? Ero molto agitata, però poi durante la sfilata mi sono tranquillizzata. Sei divertita? Sì, anche perché diciamo che ho fatto amicizia dietro le quinte, quindi Sì, è mi una sono cosa trovata bellissima bene, perché sì. qua poi ci si conosce più o meno tutte, Esatto. quindi ci si trova anche a chiacchierare del più del meno con qualcuno ed è proprio bello. Poi avevo ansia un po' perché io non ho mai fatto il corso di portamento, perciò Sì. è stato un po' difficile per me insomma adattarmi a tutti quelli che sono Sì, i le cose canoni, esatto, perché sì. effettivamente bisogna partire con una gamba, Esatto. girarsi in una certa maniera, sì, è un po' difficile, io concordo pienamente con lei perché anch'io, non avendolo fatto, ho avuto qualche lezioncina da Giulia, però non avendolo fatto è un po' complicato, sì, ci si deve abituare, quindi ti capisco benissimo. Beh, però poi è andata bene alla fine. Beh dai, io ti auguro che vada benissimo anche oggi, ma ti vedo bella carica in realtà. Sì, perché è una passione per me. Sì, anche tipo lavorare nello spettacolo mi piacerebbe. Mi Oltre piacerebbe a fare la tanto. Qual è veterinaria. il tuo sogno allora in Allora, quest'ambito? Io ho sempre voluto fare la veterinaria fin da piccola, però mi piacerebbe molto lavorare nel campo della TV, l'attrice anche. Ah, l'attrice? Sì. Beh, dai, sarebbe una gran bella cosa anche quella, eh? Arrivarci è un po' difficile. Hai fatto qualche come si chiamano? Qualche Corso di teatro, sì. Sì, corso, brava, mi scappava. Qualche corso, anche audizione magari. No, ho fatto solo corsi di teatro, ho fatto per anni teatro e anche danza, quindi... Quindi dai, allora vuol dire che hai una bella strada già spianata sotto quel punto di vista lì, perché Esatto. avere Sì, non è la semplice. dominanza del palcoscenico è una cosa importante, quindi se hai fatto teatro sei già bella avanti in questo punto di vista. Sì, ho avuto fortuna in questo campo perché da fin da piccola mi hanno sempre portato a fare teatro e a me piace molto, quindi... Beh dai, ti auguro una grande fortuna sotto questo punto di vista e anche sotto il punto di vista chiaramente dei concorsi, perché secondo me sei bellissima e io che ti vedo senza trucco, insomma, sei proprio bellissima e poi avendo 17 anni tutte le possibilità del mondo per poter fare anche questo, quindi
quindi dai, forza. Grazie. Senti, ti lasciamo andare a finire di prepararti perché poverina deve ancora truccarsi, l'abbiamo proprio rubata all'ultimo. E anche perché tra un po' comincia, manca ancora poco, qualche un'oretta più o meno. Che ore siano, però sì, più o meno. Sì, dai, quindi ti lasciamo andare e un super buona fortuna per Grazie dopo mille. e ci vediamo lì. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ce l'ho già qua, Alessandra Deste, che è questa sera in qualità di madrina. Alessandra, ci sei? Sarai con noi stasera come madrina. Bellissima Alessandra Deste, eccola qua. Alessandra Deste che ha conquistato i giurati della scorsa tappa che abbiamo fatto. Posso andare Paolo? Bene, la regia è i suoi tempi, attenzione. Allora, adesso andiamo, dicevo, con la prima uscita, per la giuria appunto un'indicazione sarà un abito elegante. In questo caso il criterio di valutazione, sicuramente già lo sapete, ma sarà il portamento delle concorrenti che andranno a sfilare. Le ragazze sono pronte, vorrei ringraziare, poi faremo anche un'intervista a Sara J. Mariotti, insegnante di portamento, viene da Pisa, il nostro delle ragazze è stato già e sta seguendo, avete visto prima come le ha indirizzato con eleganza, poi è bravissima, assolutamente. Bene, allora andiamo con la prima uscita, ragazzi siete pronte? Sara? Andiamo a conoscere la prima ragazza quindi che sfilerà con il numero 1, Greta Scandamurlo. Buonasera a tutti, sono Greta Scandamurlo, ho 16 anni e vengo da Camponoiaro, e sono molto felice di essere qui. Andiamo a conoscere la concorrente numero 2, Alessia Semenzato. Buonasera a tutti, io sono Alessia Semenzato, ho 21 anni e sono di Mestre. Nella vita studio a Ca' Foscari, chimica e tecnologie di biomateriali. Andiamo a conoscere la concorrente numero 3, Marta Triglia.
18 anni e sono di Milano Veneto, sono una studentessa del quinto anno delle superiori. Andiamo con la concorrente numero 4 adesso, Eleonora Verugin. Buonasera a tutti, sono Eleonora Verugin, vengo da Loreggia e ho 17 anni. Andiamo adesso a conoscere la concorrente numero 5, Veronica D'Urzo. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica D'Urzo e ho 17 anni, vengo da Mestre. Adesso con la concorrente numero 6, Ludovica Geller. Buonasera a tutti, sono Ludovica Geller, ho 16 anni e vengo da Caltrano. La splendida sfilata con la concorrente numero 7, Ilaria Fornasali. Buonasera a tutti, sono Ilaria Fornasali, ho 15 anni e vengo da Ferrara.
Buonasera a tutti, mi chiamo Anza Giacomelli, ho 15 anni e abito a Verona. Passiamo alla concorrente numero 10, Kimberly Mentor Andriolo. La concorrente numero 11, Chiara Cunego. Siamo alla numero 12, ultima concorrente per questa prima uscita in ambito elegante. Abbiamo Giada Pelosin. Buonasera a tutti, mi chiamo Giada Pelosin, ho 16 anni e vivo a Mestre. Bravissime, elegantissime, un inizio spettacolare direi, però adesso vogliamo rivederle tutte a sfilare insieme.
in bikini, però io mi sposto verso la giuria perché come promesso andiamo a conoscere i nostri giudici di questa serata. Quindi andiamo con Monica Tonin. Eccola, Monica, ti lascio il microfono se vuoi presentarti. Sono Monica Tonin, buonasera, io faccio la counselor, quindi mi occupo di un lavoro meraviglioso dove aiuto le persone a trovare le loro soluzioni, quindi lavoro sulle emozioni. E quale che non è migliore di ritrovare il valore delle persone, in particolar modo di queste bellissime ragazze che davvero sono splendide del popolo. Grazie. Andiamo adesso con Senela Kovacevic, mi sono sbagliato il nome perché io ho sempre il terrore di fare qualche errore. Buonasera a tutti, sono Senela Kovacevic, sono una sindacalista, è sempre un'emozione essere qua con le nostre modelle ed è un piacere essere stata invitata qua. Grazie. Poi Gorica Stefanovic. Buonasera, sono Gorica Stefanovic, presidente di Club Serbo Italiano Cancelli di Scioglia, organizzatrice di eventi, e vi faccio vedere che sono stasera qui e grazie Max perché mi hai chiamato. Grazie. Cristian Giardullo. Buonasera a tutti, sono Cristian Giardullo, sono la style della serata con la mia collega e grazie di essere qui e grazie mille Max. Giada Ciputo. Buonasera a tutti, sono Giada Ciputo, ho 25 anni e sono la rappresentante ufficiale, molto ufficiale del GD Ferro Team, quindi sono qui come esperta di moda e di make-up. Abbiamo il GD Ferro Team, il canale YouTube, dove poi trovate anche le nostre serate con Mario Bonesi. Alessandra Deste, che è qua con me questa sera come madrina. Che sensazione ti fa essere dalla parte opposta? Sono emozionata tanto. Facciamo un applauso. Secondo salone di bellezza, quindi la conciatura, complimenti ragazzi allo stipendio, avete lavorato veramente divinamente. Com'è stato il dietro le quinte, quindi lavorare sui capelli delle ragazze? Buonasera a tutti, mi chiamo Maggi Vittor. Comunque la serata è fantastico, ecco. Le ragazze sono brillanti, ecco. Quindi penso che è fondamentale le acconciature per tutto quanto, insomma. Bene, ragazzi, sono pronti.
intervistarti un attimo. È stata adesso dietro le quinte, però tu sei un insegnante di portamento, di bon ton, questa parola francese che però dobbiamo ricordarcela, perché sempre di più è necessario comportarsi nel modo giusto, salutare nel modo giusto, muoversi nel modo giusto, e tu insegni proprio questo. E quindi ecco, volevo intervistarti un attimo, presenta anche la tua scuola, tu vieni da Pisa, hai fatto tanta strada per venire oggi qui da noi, conosciamoti un po' meglio. Buonasera a tutti, sono Sara Jo Mariotte, arrivo da Pisa, sono italo-brasiliana, nonno fiorentino e nonno africano, un nero si vede, no? A Milano e a Roma è una scuola che è aperta a tutti, anche le signore e i bambini principalmente e le ragazze. Nella mia scuola non è solamente una scuola di portamento, abbiamo un coach, abbiamo una docente di trucco che insegna trucco basico, abbiamo un parrucchiere che cura i capelli. Io faccio solamente bon ton e portamento. Ogni settore abbiamo un docente, ok? E le ragazze di oggi, devo essere molto sincera, che sono davvero molto belle, sono tutte belle. Ognuna di loro ha una bellezza particolare. Ok ragazzi, la bellezza non è quella che tu vedi una donna 1,80 m, occhi azzurri, bionda, no, la bellezza può piacere o non può piacere. L'importante di questo concorso qua, che si chiama un voto per fotomodella, vuol dire un voto, un viso, l'espressione facciale. Dobbiamo guardare l'espressione facciale di ognuna delle ragazze, aquilo che le ragazze amano di più, il sorriso, il portamento, un risguardo. Guardiamo tutto insieme, non solamente il corpo, il fisico, o lato B o lato C, non importa a noi, io voglio guardare il viso di loro, l'espressione che ognuna di loro oggi ha dato a voi, e questo è molto importante per loro. Oggi sono ragazze che è la prima volta che sono qua, è importante ognuna di queste ragazze che fanno un concorso fare una scuola di portamento. La scuola di portamento aiuta queste ragazze a togliere la timidezza, credere in se stessa, avere autostima, che ognuna di loro bisogna avere tanta autostima. Voi non può capire prima di loro entrare qua l'ansia che loro hanno dentro, la paura, c'è mamma, c'è babbo, c'è nonno, c'è zia, capito? È importante fare una scuola di portamento e avere una persona dentro, non perché sono io, a curare le ragazze dentro. Prima di uscire loro bisogna essere popolata, bisogna capire. A me ha impressionato una scena che ho visto prima, che tu l'hai conosciuta questa sera, la ragazza. Quando sfilavano, tu eri lì, avevi la faccia di una mamma che vede il figlio che va il primo giorno a scuola, e l'ho fatto così, sai e si vede che ci tieni molto soprattutto. Però dobbiamo organizzare qualcosa anche noi, dai, qua, un open day, qualcosa per queste ragazze, cosa dici? A settembre, prima di settembre facciamo un open day a Treviso, perché anche loro devono imparare a fare un trucco basico, è importante per loro, ok? Prima di tutto ringrazio a tutti i genitori, a tutti voi, la giuria di essere qua. Grazie. Grazie Sara, quindi tenete d'occhio i nostri social. Un bel applauso, quindi andiamo a rivedere le nostre ragazze con Greta Scandamburlo e gli occhiali di Favaro Ottico Treviso.
Allora, dove possiamo anche trovare riferimenti social e via discorrendo? Il negozio è in centro a Treviso e Fabro Ottico, ci trovate anche su Instagram, Facebook, vi aspettiamo. Grazie a tutti, è stata una bellissima serata, grazie di essere qui. Va bene come intervista? Fate bravo? Facciamo le sfilare con l'abito dei Liu. Il primo premio sponsor va alla numero 6, Ludovica. Il secondo premio sponsor va alla numero 5, Veronica.
classifica, quindi dalla quarta classificata al quarto posto, concorrente numero 12, Giada! Seconda classificata, 10, Kimberly! Allora, c'è un premio speciale che è il premio Ottico Favaro, ecco il nostro Paolo che arriva, e al quale poi andrà anche un book fotografico di Paolo Fuse. Quindi vediamo chi vincerà questo book e il premio di Ottico Favaro. Sei curioso di saperlo, Paolo? Mi sa che sei più curioso tu di loro. Il premio di Ottica Paolo va al numero 12, Giada! È un grande rivale. Allora, premia Olli e Alessandro. Prima classificata. Fate troppo forte i cuori. È la numero. Se non sento suspense non lo dico, È la numero 2, Alessia! Alessia Semanzato, lei ha vinto il primo posto. Alessia, com'è? Sono super emozionata. Non me lo aspettavo, ragazzi, non me lo aspettavo. Però per niente proprio? Ce l'ho fatta. No, diciamo che mi ero messa tra le 4 fasciate, okay, ma non dai. prima. Beh, un gran bel traguardo. Sì. Contenta? Sì. Senti, adesso do un in bocca al lupo alle altre ragazze per le prossime volte. Che discorsi, quello sicuro. Senti, le altre ragazze, avevi già messo qualcuno a posto tuo? No, non avevo fatto una vera e propria classifica, okay. Avevo preso le 4 fasce in uguale posizione. Quindi io ho detto azzeccate? Non più o meno. Grazie mille Alessia per averci concesso questo tempo. Ora ti lasciamo alle foto di Prego, va bene. E passiamo alle altre ragazze che sono state fasciate. Grazie mille Alessia. Prego, grazie, ciao. Ciao. Siamo
Siamo con la mia omonima Giada, che ha vinto il quarto posto. Sì, esattamente. Vero Giada? Sì. Era il tuo primo concorso o mi sbaglio? È il primo, esattamente. Ti è andata benissimo, eh? Sì, non avevo queste aspettative, ad essere sincera. Non te lo aspettavi per niente? No. Neanche comunque... il premio, quello dello sponsor? No, perché comunque essendo la prima volta e non essendo molto capace non avevo grandi aspettative, ecco. Allora è stata una bellissima esperienza, immagino. Sì. Te la ricorderai per un sacco di tempo, credo. Sì. Beh, insomma, quarta, primissima volta e non solo, perché premio dello sponsor, quarto posto, e anche il premio, quello dello sponsor degli occhiali, ti ha scelta lui proprio, quindi hai fatto l'unplane in realtà. E non me l'aspettavo per niente, infatti non pensavo di diciamo raggiungere questo. Sei ancora super emozionata? Sì, anche stanca, però ancora emozionata. Adesso ti aspettano anche un po' di foto di rito e quindi sarai impegnata ancora per un po'. Sei già andata dai tuoi genitori? Sì. Cosa ti hanno detto? Allora, ancora niente a dire il vero, però dalle facce felici mi sembra bene, insomma. Beh, dopo avranno occasione di struccarti, come si dice qua da noi. Sì, c'è tempo, insomma. Sì, dai. Boh, ti lasciamo andare a fare le tue foto, a recuperare tutti gli sponsor e a fare le foto di rito anche con loro. Ti liberiamo così, insomma, torni. Va bene. Torni al tuo. Grazie mille di averci concesso questo tempo. Grazie a te. Grazie della sfilata, della bellissima serata che ci hai fatto passare. E Grazie devo per dire l'opportunità. che hai una grandissima potenzialità. Oggi mi si incarta la lingua perché ormai ho parlato troppo e ti ho vista bene perché ero in giuria, quindi continua, mi raccomando, e divertiti, che è la cosa più importante. Esatto. Va bene, dai. Grazie mille Giada. Grazie a te. Alla prossima, sai. Di certo. Ciao. Ciao. Siamo con Chiara, lei ha preso il terzo posto, vero Chiara? Esatto, buonasera a tutti. Te lo aspettavi? No, in realtà no, insomma, tante ragazze belle, la speranza è tanto, quindi insomma, però molto contenta. Ti eri messa nel podio comunque? No, in realtà no, pensavo forse sulla quarta, terza no, quindi sono molto contenta. Beh dai, allora hai avuto un gran traguardo. Esatto, un gran traguardo. Beh, vero. Sei stata bravissima. Grazie mille, hai veramente. Hai un sorriso che è magnetico, te lo devo dire perché io ero là davanti e quindi grazie, è vero, è la mia arba. È il tuo punto forte. Il mio punto forte, sì. Sì, spesso. Senti, ora dovrai fare anche le foto di rito. Esatto. E quindi siete super impiegati di nuovo, perché anche oggi pomeriggio quando ti ho intervistato, perché ho beccato anche te anche oggi pomeriggio. È vero. Eravate super tutte in prese, il tempo è stretto. E quindi ora ti ritocca, mi sa. Sì, direi di sì. Però insomma va benissimo così, anche se giusto. Il fatto che siate sempre impegnate è una cosa bella, dai, almeno insomma il tempo è poco, però ci impegniamo. Benissimo, allora noi ti lasciamo andare. Io vi ringrazio ancora, amici di cuore. Grazie a te di esserci nulla, anzi stata anche adesso in questo momento, anche se il suo vero fuggi però grazie del tempo che ci hai dato. Grazie a voi invece. E grazie della bellissima serata. Grazie a voi, complimenti. Grazie a voi, amici, complimenti ancora. Grazie. Buona serata. Siamo con Sara Giomariotti, lei è venuta da lontanissimo per seguire le ragazze oggi. Come è andata questa esperienza? Ciao, buonasera a tutti, è stata una bellissima serata. Prima di tutto voglio ringraziare a Massi, voglio ringraziare la sua famiglia di ter invitato-me. Volevo ringraziare anche il mio caro amico stilista Biagio Silvestre, che è a Livorno, che mi ha dato questo tote look molto bello. Biagio Silvestre in via Santa Giulia a Livorno. Bravissima, ricorda pure. Sì. È stata una bellissima serata, le ragazze sono bellissime, meritevoli al vostro carico. È vero, è verissimo, sei stata bravissima, io ti ho seguito prima durante il backstage, le hai indirizzate sulla strada giusta e sei stata come una mamma, ma infatti prima l'hanno detto anche durante la sfilata, sei stata proprio bravissima. Sì, no, mi piace seguire le ragazze, mi piace fare il coordinamento, la coreografia
e devo ringraziare tutto il staff di Un Voto per Fotomodella, perché anche io seguo Un Voto Fotomodella in Toscana, di ter scelto a mia scuola Anastasia Fashion Academy per seguire tutte le ragazze. Infatti ricordiamolo, tu hai una scuola di portamento e non solo. Dove? Spiega pure. Allora, la mia scuola di portamento Anastasia Fashion Academy a Pisa, a Roma e adesso a Padova, Mestre. Ne hai 3 addirittura. A 3 scuole, sì. E seguo tutto il concorso di Un Voto Fotomodella Lazio, con la signora Massia Sedocche, Toscana e adesso qua Veneto. Sei super impegnata. Tantissimo. Senti, ho sentito prima che hai anche un open day da qualche parte. Bravo, adesso la prima settimana di settembre facciamo un open day qua a Mestre Venezia insieme al nostro Maxi. Fra un po' giriamo anche la data a voi, ok? Benissimo, noi possiamo mettere un link o qualcosa di tuo, vuoi darci qualche social? Allora, dove seguirti? Seguo la mia scuola Anastasia Fashion Academy su Instagram e Facebook, Sara Jo Mariotti. Grazie mille, Grazie a te per l'intervista. Grazie. Sei bellissima. Grazie anche tu, ma non serve neanche che te lo dica perché c'hai un visetto da matti proprio, sei proprio bellissima. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao. Ciao a tutti amici di G Ferro Team, siamo qua ai Castelli Giulietta e Romeo con la prima classificata, la seconda e la terza, anche quindi le 4 fasciate. La giornata si è conclusa con tutte le nostre bellissime miss e ci vediamo alla prossima puntata. Anche questa serata è giunta al termine, eravamo alla terza selezione di Un Voto per Fotomodella ed è stata una serata meravigliosa. Devo dire che le ragazze erano 12 ed erano bravissime, sono state favolose tutte quante. Ho avuto l'occasione specialissima perché era la primissima volta per me di essere in giuria e devo dire che sono state veramente, ma veramente tutte brave. Da questa bellissima panoramica noi vi salutiamo e buona serata e buonanotte a tutti, un bacione grande!